una grande docufilm, lei ha detto documentario proprio per essere precisi, poi nascerà anche una serie, insomma questo Sarò con te stupirà. Sì, io credo che Sarò con te in qualsiasi formato racconta questa storia, questo scudetto in una maniera assolutamente originale, mai vista prima. Io invito tutti a vederlo al cinema perché è un'esperienza collettiva, quindi io invito tutti ad andare al cinema sempre, non solo per questo film, ma soprattutto per vedere qualcosa che si crede di aver vissuto in un altro modo, in un'altra modalità, con un altro punto di vista. Quelli che hanno visto lo scudetto, che cosa vedranno di diverso? Vedranno lo scudetto, si rivedranno nello scudetto sicuramente, si rivedranno dentro questa storia, il pubblico, e vedranno una squadra come non è mai stata raccontata prima in Italia. Quanto dura e perché è destinato a rimanere nella storia? Il film dura 1 ora e 40, resta nella storia come documento, nel senso che è ovvio e giusto anche che questo documento, queste interviste che sono state fatte un giorno verranno riviste tra 20-30 anni in maniera diversa da altri cineasti, da altri giornalisti, pescheranno questo materiale e ci potranno fare appunto storia. Ci racconta la scena più difficile da montare? La scena più difficile da montare è stato l'inizio, perché all'inizio dovevamo trovare una sintesi molto veloce tra tutti i concorrenti in gara, diciamo così. E quindi abbiamo giocato l'inizio su questa dualità tra squadra, città, presidente, allenatore, che sono 4 elementi del racconto fondamentali, ma soprattutto sono 4 elementi che confliggono in maniera narrativa, dico, l'uno con l'altro, no? Il presidente da una parte, l'allenatore dall'altra, la città da una parte, la squadra dall'altra, tutti in attesa di un unico evento. Ci racconta l'impatto con la squadra, con Spalletti, che si sono trovati un elemento, come dire, diverso da quelli che si vedono normalmente nello spogliatoio? Lo ripeto, noi abbiamo avuto la massima libertà espressiva per fare questo documentario e il mister è stato veramente attentissimo a questo aspetto, quindi si è dato fino a dove ha potuto. Il calcio dà emozioni, toglie emozioni, si leggeva anche nel comunicato. Che emozioni lascia Luciano Spalletti? E poi se c'è, avete detto, il telefilm per tutti i tifosi all'estero, From Napoli to the World, quindi se c'è anche... Allora, rispondo all'ultima. Sicuramente la serie verrà, quando sarà terminata, verrà distribuita e tutti i tifosi all'estero potranno vederla, come potranno vedere il film quando sarà distribuito all'estero. Ovviamente questa è una parte del lavoro di cui io non mi occupo. Però ci sarà anche per l'estero il film. Assolutamente. Poi per quanto riguarda quello che lascia Spalletti, io credo che Cosa le ha regalato personalmente? Sì, credo che Spalletti ci abbia lasciato una grande lezione di vita, veramente per tutti i tifosi, per tutti i napoletani, che per fare e ottenere le cose ci vuole grande sacrificio, soprattutto in una città come la nostra, che vive di grandi contrasti. Quindi per qualsiasi cosa ci si deve fare il mazzo. Cioè, Bosello, lei si sta preparando al quarto scudetto? Ovviamente tutti sperano in un quarto scudetto che arrivi il prima possibile. Io adesso mi prendo un periodo di pausa dal calcio e poi se mi chiameranno per fare il film sul quarto scudetto ci sarò. Per rispondere a chi taccia di provincialismo, lei che tipo di profilo ha voluto dare al film? Se è un'idea innovativa oppure un mero docufilm per raccontare un qualcosa di inaspettato? Allora, questo lo diranno i critici, che è giusto che facciano il loro lavoro. Io sono convinto che abbiamo lavorato perché questo sia un film internazionale, che possa essere visto non solo dal tifoso, ma che possa essere visto anche da un appassionato di sport di un'altra squadra. Ripeto, non è un film embedded, ma è un documentario fatto da un gruppo di documentaristi che hanno voluto raccontare una storia al di là, è ovvio che è raccontata attraverso come dire, il punto di vista dei vincitori. Ok, è chiaro questo. L'ultimissima, lei ha detto le partite contro il Milan e la Salernitana hanno dato quell'elemento in più di diversità. Certo. Scherzando,
raccontare la stagione di quest'anno sarebbe stato, da un punto di vista documentaristico, Ma molto più coinvolgente. io l'avrei raccontato con grande piacere, nel senso che io parlo sempre dal punto di vista narrativo, ok? Non entro nelle dinamiche sportive, però il punto di vista narrativo è fondamentale, per questo le sconfitte contro il Milan e contro la Salernitana sono state così importanti per raccontare questa storia, altrimenti ci sarebbe stato un piattume che da il Verona fino alla Sampdoria eleggeva il Napoli campione d'Italia. La domenica sportiva racconta quella cosa, noi abbiamo cercato di raccontare una storia. Grazie a tutti.